Dal maxi ponte sullo stretto ai mini ponti sul Garda, dal sud al nord la legge delle grandi opere si abbatte anche sul lago più grande d'Italia, simbolo storico del Grand Tour in Europa. L'ideologia del leader leghista Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, lungo le sponde gardesane non può però contare più sull'interpretazione poetica di Gabriele D'Annunzio. Il vate del fascismo a Gardone inaugurò la strada delle infinite gallerie battezzandola il Meandro. Meno immaginifici, un secolo dopo, i fedeli esecutori del neo-autonomismo padano, Fontana, Zaia e Fugatti, governatori di Lombardia, Veneto e Trentino, si accontentano oggi di realizzare una ben più modesta ciclovia per turisti. Semplice pista per bici e pedoni, sì, ma dalla narrazione contemporanea del risciacquo verde a due ruote emerge un devastante mostro di acciaio e cemento ad alto rischio per la vita delle persone, dai costi esorbitanti e destinato a sfregiare per sempre uno dei luoghi più belli del mondo. La denuncia di associazioni, comitati, partiti e cittadini mobilitati lungo le sponde gardesane da mesi viene liquidata con la formula coniata da Roberto Failoni per l'assessore al turismo trentino, albergatore di fiducia di Salvini a Pinzolo. Gli ambientalisti sono il partito del no e se protestano chi se ne frega. Peccato che ad essi si uniscano ora, a furor di frane, anche i portabandiera del partito del sì, sindaci dei centri affacciati sul Garda tra le province di Brescia, Verona e Trento, ingegneri e geologi, soprintendenti e imprenditori cicloamatori e velisti, turisti e perfino i potenti tour operator tedeschi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 11 marzo 2024. La prima notizia del giorno riguarda il caso della ciclovia sul Garda, una pista ciclabile che adesso nessuno vuole, è un mostro d'acciaio. Questo il titolo dell'articolo di Giampaolo Visetti sulla Repubblica. Oggi partiamo da un quotidiano nazionale. Ambientalisti, cittadini e sindaci dicono no al percorso. È pericoloso, costoso e sfregia uno dei paesaggi più belli. Di cosa si tratta? La ciclovia sul Garda, 3 le regioni attraversate dalla ciclovia, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Trento, 144 chilometri l'anello progettato attorno al lago di Garda, solo 2 chilometri già realizzati, poi 68 chilometri sarebbero in Lombardia, 67,5 in Veneto, 19,5 nella provincia autonoma di Trento. Ma vediamo altri numeri: 70 le frane precipitate sul tracciato in 50 anni, 3 le frane precipitate solo tra dicembre e marzo, quindi negli ultimi mesi, 2026 l'anno ipotizzato per l'apertura dei primi tratti della ciclovia, 462 giorni, il ritardo dei lavori è già annunciato, oltre un anno, 194 milioni di euro previsti per realizzarla ancora nel 2017, 1,1 miliardi di euro previsti per realizzarla nel 2024, una cifra mostruosa. Un aumento dei costi spaventoso, 26 milioni di euro previsti per realizzare 1 chilometro di ciclovia nei tratti sospesi e coperti. Ma proseguiamo la lettura dell'articolo di Giampaolo Visetti. A incuriosire il paradosso italiano, la rivolta di chi considera essenziale la natura ma si vede costretto a schierarsi contro un tracciato per bici solo apparentemente green. La realtà del progetto, dice Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale al Politecnico di Milano, spiega perché. L'anello della ciclovia del Garda misurerà 144 chilometri, come abbiamo visto, e nel 2017 il costo del progetto era di 194 milioni, nel 2021 è lievitato a 292, poi a 344, nel 2024 è fermo a 1 miliardo e 120 mila euro. Il prezzo medio, dice Pileri, è di circa 8 milioni al chilometro, 90 volte più alto di quello di una normale ciclabile. Nel tratto trentino si arriva fino a 26 milioni di euro al chilometro, come per un'autostrada. Per i primi 98 metri qui si ipotizza una spesa di 2,2 milioni. I 2 chilometri inaugurati nel Bresciano nel 2018 sono costati 7 milioni di euro.
A far esplodere le cifre, coperte da fondi statali e PNRR per una quarantina di milioni, sono le scelte tecniche del commissario straordinario Francesco Misdaris, bocciate dalle soprintendenze di Verona e Brescia. Lungo la costa occidentale, dice Paolo Matteotti del coordinamento interregionale per la tutela del Garda, la pista sarà larga 5 metri, sospesa nel vuoto, agganciata alle pareti della montagna e coperta contro massi e frane. I costi di manutenzione si profilano esorbitanti. Gli oppositori hanno presentato interrogazioni parlamentari, appelli esposti e denunce alla magistratura. Allo spreco di denaro pubblico, dice Emanuela Baldracchi, presidente trentina di Italia Nostra, si sommano l'esposizione al rischio delle persone e la distruzione irreversibile di ambiente e paesaggio. I versanti verranno rasati e risulteranno irriconoscibili. Sulle coste veronesi e bresciane la pista taglierà paesi, cancellerà spiagge, canneti e un ecosistema unico. Insomma, cittadini, sindaci, popolazione locale, associazioni ambientaliste, le sovrintendenze, banche, imprenditori, cicloamatori stessi, turisti, tour operator addirittura. È lungo l'elenco di chi si oppone a questo progetto di ciclovia sul Garda, una opera solo apparentemente green, ennesimo caso quindi di greenwashing, ma che in realtà nasconde un impatto devastante sul paesaggio, sul territorio e anche rischi per chi deciderà di pedalarci sopra, quando e se sarà pronta non prima del 2026. Una vicenda davvero triste in uno dei luoghi più amati anche da chi ama la bicicletta, il lago di Garda appunto. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. Il Veneto sferzato dal maltempo, altro rischio alluvione a Vicenza. Ci siamo spostati sui quotidiani locali, in particolare i quotidiani del gruppo NEM, Nuova Venezia, Mattino di Padova, Tribuna di Treviso. Frane e allagamenti, chiusi i passi. La protezione civile parla di terreni ancora impregnati, questo aumenta il rischio di alluvione, l'articolo di Enrico Ferro. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, strade chiuse e allagamenti, ma i bacini salvano il Veneto. Continua questo ritornello sulle casse di espansione, le opere di contenimento del rischio idrogeologico. Questi grandi bacini con argini in cemento nelle campagne, in particolare del Vicentino, che appunto all'occorrenza possono raccogliere milioni di metri cubi d'acqua. Permane comunque il pericolo di valanghe, treni sospesi nel Bellunese, azionato il Mose, leggiamo sempre sul Gazzettino, colpiti Piemonte, Val d'Aosta e Liguria, dove uno sci alpinista è stato travolto e ucciso dalla valanga. A Vicenza preoccupa il Bacchiglione e l'assessore all'ambiente Bottaccina attacca i contestatori, dice troppa democrazia fa morire annegati. Una dichiarazione questa da parte dell'esponente della Lega che in questo periodo insomma farà alzare sicuramente qualche antenna. L'articolo è di Alda Vanzan. Ma a proposito di assessori regionali, proseguiamo la rassegna stampa con una serie in realtà di notizie relative proprio alla politica regionale. Partiamo da Mestre, dove è nato il comitato Liberi Subito, avanti con le battaglie di Geller, la proposta di una alleanza sociale per sensibilizzare persone e istituzioni. Ieri a Mestre infatti c'è stato un incontro dei sostenitori del progetto di legge di iniziativa popolare promosso dall'associazione Luca Coscioni, il progetto di legge naturalmente per regolamentare il suicidio medicalmente assistito, o meglio l'aiuto medico alla morte volontaria, un progetto di legge che ha raccolto oltre 9.000 firme e che però si è arenato in Consiglio regionale, dove l'assemblea si è spaccata precisamente a metà, impedendo quindi l'approvazione della legge e decidendo per il rinvio in commissione. Non si sa quindi che fine farà quel progetto, ma nel frattempo si riorganizza il campo. Dei promotori erano nati per raccogliere le firme e con quelle presentare in regione la proposta di legge popolare per regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Leggiamo sul Gazzettino, si sa com'è andata.
Ma la battaglia del Comitato Liberi Subito non è finita. Ieri, con un'assemblea al centro Candiani a Mestre, è stato deciso di creare, fuori dai palazzi della politica, una alleanza sociale per sensibilizzare le persone e le istituzioni sul tema del fine vita e dei diritti in generale. Resta dunque il comitato con lo stesso nome, Liberi Subito, era il comitato promotore appunto della legge di iniziativa popolare, ma l'iniziativa ora si farà più capillare e sarà soprattutto sul fronte dell'informazione, a partire dal testamento biologico, le cosiddette DAT, fino alle cure palliative e alla diffusione del numero bianco 06 99 313409. Sul piano politico la richiesta invece rimane quella di chiedere alla giunta regionale di scrivere la delibera per indicazioni da dare alle ULSS per il suicidio medicalmente assistito, un atto tuttavia simbolico perché il provvedimento è di mera competenza appunto della giunta di Luca Zaia. Il comitato quindi scriverà una sorta di bozza di questo provvedimento, chiedendo poi appunto al presidente della regione di approvarlo nella sua giunta. Proseguiamo con altre notizie flash sempre nell'ambito politico. Lega, tormenti e rinunce, Fedriga e Zaia, la guida di Via Bellerio, no grazie. Questa è una notizia che troviamo sempre sulle pagine del Gazzettino. Il presidente del Friuli Venezia Giulia dice: a me non interessa un ruolo politico. Il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia invece nega che ci sia un terremoto nella Lega, c'è invece discussione, dice ma io amministro. Insomma, entrambi i presidenti di regione dicono di non essere interessati a sostituire Salvini nella guida della Lega. Confermato invece l'impegno per ottenere dal Parlamento il terzo mandato, poi decidono i cittadini. Ricordiamo ancora una volta che per Zaia si tratterebbe del quarto mandato. Ancora politica regionale, ancora Lega. In Veneto alle amministrative di primavera, tra pochi mesi si andrà a votare, la Lega strappa, sarà da sola o con Forza Italia per isolare Fratelli d'Italia. Invece il coordinatore regionale della Lega dice ripartiamo dal territorio, ma dall'altra parte in Fratelli d'Italia il segretario regionale De Carlo mette in guardia: c'è confusione ed eccesso di tattica, così consegniamo i comuni alla sinistra. Insomma, il progetto della Lega di rompere l'alleanza del centrodestra alle amministrative in Veneto pare proseguire. Vedremo come si concluderà questa vicenda. Nel frattempo, le ultime notizie flash per oggi, una rassegna piuttosto ricca. Ci spostiamo a Rovigo. Il quotidiano è proprio La Voce di Rovigo e la notizia è che la Chioggia Rovigo sarà elettrificata. La tratta più odiata dai pendolari per i ritardi e i continui guasti vede finalmente la luce. Si spera nel PNRR, ma anche nel passaggio da Sistemi Territoriali, una società controllata dalla regione, a Trenitalia, qualcosa che veniva richiesto da anni da parte appunto dei pendolari di questa linea ferroviaria maledetta e colpita da ritardi e disagi di ogni tipo. La promessa è che ora appunto con la nuova gestione di Trenitalia e con i soldi del PNRR potrà migliorare. Per ora si tratta soltanto di una promessa, vedremo come si svilupperà la vicenda. Nel frattempo, altra notizia da Venezia: sotto sorveglianza il Banksy veneziano, atti vandalici, il murale del bambino migrante è guardato a vista adesso 24 ore su 24 in attesa del discusso restauro. E chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia purtroppo orribile. La troviamo sulle pagine del Gazzettino. Arriva da Pordenone: uno sciacallo dorato ucciso e appeso davanti al parco. Si cerca l'autore del gesto. Pordenone, macabra scoperta a Clout, l'animale sul cartello di benvenuto. L'associazione AIDA ha messo sul piatto 1.500 euro a chi darà informazioni per trovare appunto l'autore del gesto, quindi una sorta di taglia, seppure sulle appunto legata a una richiesta di informazioni. Autopsia per capire se il predatore, specie protetta, è stato investito oppure abbattuto con una fucilata, issato come un trofeo. Dietro la messa in scena un clima di crescente tensione per le razzie dei lupi. L'articolo è di Loris Del Frate per il Gazzettino. E per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.